Ma adesso deve facere dalle parti seguito e poi ce lo prendiamo, ce lo comprare anche Giancarlo mi ha fatto tantissimo, mi è appassionato, ha fatto sempre la fotografia, quindi sono state foto, potremmo addirittura però lo sta dicendo che lui ha lasciato una cassetta
c'è posto qua avanti? Ma penso di sì, non vedo nessuno. Messi al cielo. Messi al cielo. I ragazzi del fondo possono venire avanti, c'è posto. Ragazzi, bimbi! Comunque sei il numero uno. Venga, venga! No, c'è il numero uno, ma adesso in fondo. Signore e signori, buonasera e benvenuti per questa serata dedicata alla presentazione del libro di Luca Granella sulla storia di Adarisarda, appunto Meridiano, un volo di oltre 50 anni. Non vi nascondo una certa emozione per questa serata, innanzitutto in cui ci troviamo giornalista, mi chiamo Gabriele Sardu. Per me è importante fare da moderatore questa serata e prima di cominciare però vi chiedo la cortese attenzione per una clip di presentazione. Grazie. Bene, dopo questo excursus fotografico intendo dedicare un primo pensiero a una persona che una cinquantina di anni fa, venendo qua in Sardegna, notò una terra particolare e intese fare determinate cose che tutti noi conosciamo, tra cui fondare una compagnia aerea. 50 anni dopo siamo qui a parlarne perché questo che io preferisco chiamare come visionario, ma chiaramente in senso più che positivo, un imprenditore, un genio, ha portato qua piloti, tecnici, ingegneri e un qualche cosa che io potrei definire non meno che un sogno, perché di questo stiamo parlando, da Alisarda nei nostri Commentiana, e quindi una realtà che si è affermata in ambito nazionale e internazionale e oggi è conosciuta in tutto il mondo. E chiaramente il riferimento è al principe Karim Aga Khan. Detto questo, volevo presentare sia ovviamente l'autore, che è Luca Granella, che siede qua al mio fianco, e poi i comandanti Max Mascioni, che è responsabile sicurezza volo della compagnia, e poi il comandante Marcello Lombardo.
Dunque, una breve presentazione dell'autore, Luca Granella, chi è? Allora, nasce a Torino il 31 marzo del 77, dal 1 aprile del 77 si appassiona al mondo degli aerei, aveva un giorno circa, da quando è iniziato a occuparsi di aeroplani. Storico, scrittore, molto prolifico perché in poco più di 2 anni ha scritto 3 libri, con un esordio con l'aeroporto di Tortoli Arbatax, che ho avuto l'onore di presentare lo scorso anno in aeroporto con un successo importante, il numero di presenze delle persone che sono arrivate lì a Tortoli, una monografia sull'Airbus A320 dove casualmente c'è un aereo Meridiana, e poi appunto quel libro che andremo a presentare oggi. Vanta anche delle collaborazioni con JP Foley, Ministero di Aeronautica e Spazio, con cui oggi c'è il suo fondatore, che vorrei voi salutaste, Massimo Dominelli, vabbè sì, lo davo per scontato, ma è Massimo Dominelli, fondatore della rivista GP4, con cui ho collaborato anch'io con una ventina d'anni e che leggevo dall'età di 10 anni, da sempre praticamente. E anche presidente, parlando invece di Luca Granella. Prego. Piccolo inciso, per coloro che si ricordano di me, io nel 1970 sono entrato allo scalo di Milano Linate come caposcalo di Alisarda. Tutti coloro che hanno conosciuto il comandante Perotti, il comandante Attomari, il comandante Mursi, il comandante Ferreri, il comandante Batici, io li chiamo i miei comandanti perché io a quel punto avevo 20 anni, ero il ragazzetto di Milano che si occupava dei voli ancora da Benafiorita con l'F27, di cui il grande ricordo per me è il comandante Beppo Perotti, che penso molti di voi ancora oggi ricorderanno. Quindi Luca Granella poi presidente della New Wings Models, il più importante club europeo dedicato proprio al modellismo, e poi vanta collaborazioni con la Air Green, GEAC, la GEARTO, la GEASAR e poi la Sogeal. E dal 2013 è consulente del comune di Tortoli e si occupa della riapertura dello scalo tortoliese. A lui la parola. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie di essere intervenuti oggi, per me è una giornata particolare perché ho iniziato a seguire Meridiana e Lisarda sin da bambino, quindi è un po' la chiusura di un cerchio e mi fa piacere farlo qui a Olbia, nella casa di Meridiana, con tanti amici e persone che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere in tanti anni, che sono salito sugli aerei Meridiana naturalmente da passeggero. Bene, permettendo una cosa, che questo diciamo che è uno spazio dedicato un po' a tutti, quindi potete interromperci anche per fare delle domande, dei chiarimenti con l'autore, se aveste delle curiosità che chiaramente volete così acclarare. Mi permetto quindi di iniziare a porre qualche domanda all'autore, sperando che abbia studiato, che insomma sia preparato. Innanzitutto la prima domanda è: come nasce questo amore smodato, questa sorta di follia per Meridiana, Alisarda, come scaturisce? Da che cosa è nata? È iniziato tutto in un classico volo per andare in vacanza a Torino-Olbia, ricordo ancora l'aeromobile 11951 Ismea, mi possono smentire i comandanti, all'epoca non c'era ancora tutta questo pericolo di volare, la porta della cabina di pilotaggio era socchiusa, io scappai dalle mani di papà e mi trovai davanti a questa miriade di bottoni. E da lì è un pochino cominciata la mia passione, sono stato folgorato dagli aerei. Dopodiché andavo spessissimo nell'aeroporto di Torino Caselle con papà a vedere appunto gli aeroplani e mi ha sempre incuriosito questa scritta Alisarda sulla fusoliera di un aereo, perché il nome di una regione all'epoca non esistevano regioni con una compagnia aerea. E quindi da lì ho cominciato pian pianino ad appassionarmi, finché per ragioni scolastiche all'età di 13 anni ho presentato una ricerca su Alisarda e Meridiana, e da lì ho cominciato poi quotidianamente, giuro, è vero, quotidianamente a seguire l'evoluzione del vettore dell'Agacan. Poi un bel giorno tornavo da un viaggio di lavoro a Cagliari, io sono maestro di tennis di professione, avevo la mia sacca degli strumenti a spalle e dalla cabina di pilotaggio arriva una voce ed era il comandante Roberto Buogo. Mi fa: ma lei è un giocatore? Faccio: una volta, adesso insegno, insomma, ho una certa età e ho smesso. E da lì con Roberto è cominciata un'amicizia meravigliosa. In questo momento il comandante Buogo è in scalo a Phuket perché lavora in Cina, e
oltre che porgere i saluti a tutti voi, mi ha detto non dire come ci siamo conosciuti perché mi vergogno, ma io lo dico comunque. E da lì, grazie a Roberto, ho potuto fare il mio ingresso in compagnia e ho conosciuto tantissimi amici, persone squisite con i quali ho comunque condiviso questa grande passione per il mondo meridiano. Sì, una passione che poi secondo me è degenerata, perché tu, intanto ci siamo detto, non devi ovviamente essere una buffonata, però tu definisci la tua compagnia, ma è un pacchetto azionario oppure la tua nel senso lato? Non me l'hanno mai venduto, no, altrimenti avrei comparato anche delle, no, a parte gli scherzi, la definisco la mia compagnia perché chi mi conosce, la mia fidanzata ne è vittima di questo, chi entra in casa mia è un po' come entrare nella palazzina dirigenziale a Olbia. Non nascondo che ho dei distanziatori Meridiana, vero Beppe? Presi a Malpensa, comunque un po' un omaggio alla compagnia. Io ho uno studio dove scrivo e dove sta la mia collezione di oltre 4.000 modelli, e in 4.000 modelli non c'era un modello Meridiana perché mai nessuno li ha fatti, allora me li sono fatti da solo, ma fra poco vi racconto anche questa storia. 4.000 modelli a casa, ok, vabbè. È un po' difficile, però è vero, non racconta bugie. Dunque, tornando seriamente al libro, questa è la punta dei diamanti di un progetto più ampio che si chiama Le ali della Sardegna, che hai pensato nel 2013. Di cosa si tratta? No, è iniziato tutto con andare a disturbare l'amico Giuseppe Scalise, che è il creatore di questa meraviglia. Eccolo qua, un applauso, perché veramente quello che abbiamo davanti oggi credo che non ci siano rapporti che io sappia in Europa ad avere un plastico completamente dedicato, funzionante, con luci. Oggi non abbiamo i suoni, abbiamo solo le luci. Ma tra l'altro preciso che sono soltanto 900 ore di lavoro. Sono 900 completamente autocostruito, quindi non è stato comprato nulla, se no i modelli, gli aerei, quelli sì. Ho pensato di dedicare il modulo qua in fondo con gli hangar di Meridiana Maintenance per i 50 anni di Meridiana. Dopodiché, per vari motivi, che non è questa la sede di dire, il plastico non è stato esposto, l'ho conservato in studio per tanti anni, e con il progetto del libro ho detto: Gio, gentilmente me lo puoi allargare un attimino? Mi ha attaccato il telefono per una settimana, però ovviamente da caro amico quale alla fine si è messo, e notte e giorno ha finito per oggi il plastico di Olbia. A parte il plastico, ho progettato una linea di modelli, partendo ovviamente da quello che definisco l'aereo per antonomasia, cioè il Super 82 Meridiana, e da lì ho cominciato poi con i DC-951, tutta la serie degli Airbus 320, anche perché il comandante Uogo volando sul Uogo è Brancaleoni, volando sul 320, all'epoca non conoscevo ancora il comandante Valmore e il comandante Lombardo, mi aveva chiesto di preparare questi modelli, e quindi ci siamo buttati con una ditta di Milano che è leader nel settore nel progettare questi modelli. Poi è nato il progetto di Tortolì. A Tortolì ovviamente anche lì ci ho messo dentro Meridiana, perché i comandanti Balzano e Ivaldi atterrarono con un BA-146. Il giorno preciso non te lo ricordi, no? 1984, ma è colpa di Balzano che non se lo ricorda, non è colpa mia. Comunque, a parte questo, è nato il progetto dei modelli, il libro di Tortolì è andato molto bene, e il mio editore fa: senti un attimo, visto che tu comunque con Meridiana sei molto di casa, perché non mi prepari qualcosa di specifico? E allora è nata la monografia sull'Airbus 320 e l'ultimo nato, che è il libro che sto presentando oggi, che non nego è un po' l'orgoglio dei miei 39 anni, perché ribadisco, si chiude un po' un cerchio e non credevo di poter arrivare da non tecnico fino a questo punto. Dunque, nel libro è importante la galleria fotografica, secondo me di alcune foto neanche chi le ha scattate si ricordava di averle fatte. Come sei riuscito a reperirle tutte così tante, così complete, a fare una roba che obiettivamente oggi non è uguale? Allora, io devo innanzitutto ringraziare tutti i fotografi che mi hanno dato una mano, perché senza di loro assolutamente la galleria fotografica non sarebbe divenuta quello che è. Nei ringraziamenti poi li citerò uno per uno per ricompensa. Ho elaborato un database di oltre 1500 foto, tutte corredate di didascalia. È stato un lavoro titanico, per poi selezionarne 350 circa da mandare in stampa. Per ovvi motivi non è possibile pubblicare un volume così ampio di immagini.
Sono sincero, non ci sono stati dei problemi per quanto riguarda le foto del vecchio aeroporto di Vena Fiorita, perché in collaborazione col comandante Mascioni abbiamo trovato, correggimi se sbaglio, negli uffici della compagnia un vecchio database con delle foto favolose dell'attività lavorativa su Vena Fiorita. Purtroppo la famiglia o comunque gli eredi di questa persona non si sono resi reperibili e pubblicare del materiale fotografico senza autorizzazione non è molto né educato e a termini di legge non si può fare, quindi ho dovuto scartare le foto che fra poco faremo scorrere sullo schermo. Ci sono dei capitoli tecnici dove c'è un'analisi completa della flotta, analizzata nel dettaglio, però la flotta futura come la immagini, come la vedi? Allora, la flotta futura per adesso sono molto proiettato sull'addio a questa meravigliosa macchina che sta qua davanti a noi, perché comunque fra un po' purtroppo dovrà lasciarci e a malincuore sto cercando di organizzare insieme al comandante Mascioni un necrologio? No. Sì, ho visto tutti i giornali ovviamente, una piccola cerimonia appunto per celebrare un aereo che ha creato la fortuna della compagnia. La flotta futura da modellista e da tecnico amatoriale mi piacerebbe anche a livelli di costi che il futuro management possa orientare la scelta su macchine di ultima generazione. Vedi la famiglia Bombardier CS100 che ha volato da qualche mese e che è in linea con la Swiss, oppure la famiglia Embraer che ha in linea delle macchine dall'Embraer 170 che è il più piccolo, 175, 190 e 195 che in Italia vola con Air Dolomiti. Sono macchine performanti, ovviamente con dei costi molto più accessibili di gestione. Bisognerà poi vedere la dirigenza che è in arrivo per quale macchina potrà optare. Gli ATR vanno benissimo, sono macchine sicurissime, però il mercato italiano, il passeggero italiano, i turboaerei che portano Air Dolomiti in testa ha già radiato completamente la flotta. Anche se a ragion di logica probabilmente si andrà a parare sulla linea Boeing, quindi sui 737. Non chiedo tanto se il Max, che è l'ultima evoluzione che ha volato 2 mesi fa, il Max 7, l'8 e il 9 sono macchine meravigliose, credo che si andrà un pochino più sul 737-800 e 700 che sono macchine che stanno volando attualmente in dal ramo Air Italy. Bene, parlando invece della tua pubblicazione della monografia sull'Airbus A320 uscita nel mese di maggio, volevo farti una domanda. È un caso ovviamente che ci sia in copertina, cioè tra le tante foto che c'erano sull'A320 casualmente così fosse capitata una foto. L'idea della monografia è nata insieme al mio editore, mi ha chiesto di produrre un libro tecnico per modellisti con un per le mani le fotografie del comandante Bo, comandante Branca, a livello di avionica sappiamo tutti com'è, però è una macchina molto elegante, quindi ho esordito con questo libro. Sì, però la domanda, scusami, era un'altra. Ho detto, c'è una foto di nero meridiana. Ecco. Il fatto che io e te siamo qua oggi è la testimonianza. No, è una foto scattata da Gianluca Onici, un caro amico fotografo professionista di Cagliari, un mobile che ha di servizio, però comunque ha saputo scarrozzare in giro per l'Europa i passeggeri della compagnia. Un libro per il quale ho progettato una linea di modelli sia plato adattare ai kit che sono normalmente in commercio. Un libro tradotto anche in lingua inglese che a mia veramente non avrei mai detto sta andando oltre ogni più rosea previsione. Speriamo che il prossimo
abbiamo argomenti sia tecnici che non, però abbiamo anche iniziato parlando del principe Aga Khan. Vuoi dedicare un pensiero a chi oggi ci consente di parlare di questo che io definisco un giocattolo, ma un giocattolo fondamentale per la Sardegna? Allora, io scherzosamente, anche se può sembrare irrispettoso, lo chiamo sua immensità, perché quello che ha fatto nell'isola credo sia un'opera unica. Seguo praticamente quasi da sempre l'attività di Sua Altezza e ritengo le critiche ricevute negli ultimi tempi assolutamente ingiuste. È stata una persona che comunque in Sardegna ha creato posti di lavoro, occupazione. Qualcuno mi ha detto sì, ma se ha fatto i suoi interessi, sfido un imprenditore a non farli. Ha creato un impero immenso e soprattutto ha creato una compagnia aerea in una terra dove all'epoca non c'era molta possibilità di viaggiare, si arrivava praticamente quasi solo in traghetto. La sua è un'attività splendida, è attivo su vari campi, dalla beneficenza all'imprenditoria a livello di edilizia, e ho sempre trovato molto affascinante anche il fatto che, parlando con molti vecchi dipendenti a Lisarda, ci sia ancora una grande affezione nei confronti del principe. Pochi giorni fa ho avuto il piacere di conoscere Fabio Soldu, che tanti di voi ricorderanno, e Fabio parla del principe, lui e tanti altri, compreso il signor Spano, parlano come fosse un vecchio amico, e questa la trovo una cosa veramente splendida di una persona che, ripeto, ha dato tanto alla Sardegna e che forse in determinati momenti non avesse ricevuto determinati attacchi avrebbe ancora continuato a dare. Bene, Luca, vorrei che invece raccontassi, anche se parli così potrei raccontarli io perché li ho vissuti, alcuni aneddoti circa i luoghi dove ti piace scrivere il libro, e i tuoi libri insomma sei al terzo in questo caso, e oltre al tuo studio, le tue tecche con gli aeromodelli, dove col plastico di Joe, posso testimoniare il fatto che tu nel 2016 preferisci utilizzare, anziché Windows, Apple, Samsung, eccetera, penna, taccuino e possibilmente seduto in un aeroporto. Questo l'ho visto io, glielo chiedo, ma l'ho visto con i miei occhi. Sì, viaggiando molto per la Sardegna, mediamente gli aeroporti che frequento di più, vorrei frequentare di più Olbia, ma ahimè la mia compagnia su Torino d'inverno mi abbandona, quindi non ho molte chance, se non quella purtroppo di vendermi alla concorrenza irlandese da Cuneo. Io abito un paesino vicino ad Alba e l'aeroporto mio di competenza è Cuneo Le Valdigi, quindi è l'unica chance che ho per non dover scarrozzare ogni volta in quel di Milano, che mi è per motivi di lavoro sinceramente scomodo. Sì, mi piace scrivere negli aeroporti. Perché questo? Perché trovo assolutamente poetico il fatto che una persona possa scrivere di aeronautica nella casa dell'aeronautica. Il libro di Meridiana è nato a cavallo tra Cuneo Le Valdigi, la maggior parte dei capitoli sono stati scritti ad Alghero, e gli ultimi 2 capitoli, per ovvi motivi di romanticismo mio personale, li ho chiusi seduto alle 11 di sera nel bar dell'aeroporto di Olbia di fronte a Feltrinelli. Quindi è un po' un mio modo di scrivere, tant'è che ho anche proposto un'iniziativa che all'estero ha funzionato tantissimo, il fatto di scrivere un libro sulla storia dell'aeroporto. È stato fatto da un giornalista inglese che ha pubblicato un libro titolato Una settimana in aeroporto, che ha spopolato, è andato benissimo ed è piaciuto. Lui semplicemente ha descritto tutto ciò che tutta quella che è la vita aeroportuale dalla mattina alla sera, quindi questa è un'idea che mi tengo un po' in tasca per il futuro. Scrivo tutto a penna perché scrivo malissimo, scrivo veramente male, appena una grafia che mi amanuensi, e vado più veloce, riesco a buttare giù le idee, il lavoro titanico è di copiatura poi, quindi io in realtà un libro lo scrivo in 4 mesi, ci metto al T3 a copiarlo PC, però riesco a sopportare la fatica, che mi piace tenere. Sì, questo volevo raccontare anch'io un brevissimo aneddoto vissuto con Luca a Tortolì, quando dopo la presentazione e dopo aver mangiato poco più di un panino, perché poi alla fine, quando era finito il tutto,
tanto lì quel giorno era tutto chiuso, e andammo a discutere sugli aeroporti, su Meridiana, cioè sul mondo dell'aviazione all'aeroporto a mezzanotte come due scemi, però ci piaceva che quella fosse, diciamo, il luogo ispiratore dei discorsi sui futuri delle compagnie e degli aeroporti. Luca, chiedo però adesso la possibilità di fare volo della compagnia, a cui chiedo: hai conosciuto Luca Granella? Come è stata la tua collaborazione? Mi aveva detto di Luca e con Altebuogo sempre, quindi diciamo, mi aveva preparato l'incontro all'impatto col feticista di Meridiana, come lo chiamiamo. No, è stato piacevole perché Luca praticamente ha sviluppato un qualcosa che girava nell'aria. Io e altri colleghi avevamo già realizzato una litografia dell'M80, ora compagnia ha questo aeromobile che diciamo non l'hanno quasi o mai tradito, che Valmori l'ha tradito perché è stato sull'Airbus qualche mese, però poi è tornato di corsa sull'80 dopo che ha provato il francese, e quindi insomma si è rimasti lì, e qualcuno ha detto verranno a tirarvi giù dall'ultimo aereo quando lo venderanno, diranno ma sono di Valmori, ora di scendere. È finita. Quindi diciamo l'idea c'era di fare un libro per lasciare un segno, perché purtroppo negli ultimi anni la compagnia ha avuto un'evoluzione che tutti i colleghi che sono qui avranno sofferto dentro, chi personalmente ha avuto appunto brutte sorprese dagli ultimi anni, quindi però ci siamo detti perché lasciare andare tutto, lasciamo almeno un segno, comunque vada, lasciamo un segno in questa compagnia. E quindi l'idea del libro c'era, poi noi siamo del mestiere, intendo dire, per fare un libro sembra facile ma non lo è assolutamente, quindi abbiamo dato tutti una mano volentieri, molti che sono qui presenti hanno dato una mano, chi foto, chi informazioni eccetera. Io ho fatto solo da link, io, Marcello, altri colleghi abbiamo fatto da link con gli altri per procurare del materiale. C'è tanto materiale, come diceva, purtroppo c'è un archivio enorme, diciamo fotografava dal matrimonio alla Costa Smeralda, i libri della Costa Smeralda sono foto fatte da lui, se non ci fosse stato lui veramente non sarebbe rimasto nulla. Il figlio mi ha detto guardi c'è un archivio che ci riempiamo l'hangar di Meridiana e ci stiamo mesi a spulciare foto per foto. Peccato perché è tutto lì, c'è chiaramente c'è un copia ma c'è un foto, io ne ho interviste un po', cavolo, è veramente un materiale oro colato. Solo bisognerà convincere lui o la famiglia a cercare di riuscire a, magari anche con qualche volontario, mi ci metto pure io, a fare l'inventario, aerei, personaggi eccetera, e fare, sarebbe bello in futuro un libro solo fotografico della compagnia, con tutti noi intendo dire, vicino agli non è anche costoso chiaramente un libro fotografico, ecco, ha un costo alto, però oppure io pensavo anche a una mostra fotografica che possano andare lì, riconoscersi, vedersi, cioè è piacevole per quello. Ecco, l'importante è lasciare un segno, perché il futuro non so quale sarà. Parlavi di aeroplani, io purtroppo so che nel 2017 gli 80 usciranno, ahimè. Già quest'inverno qualcuno uscirà di nuovo, quindi rimarremo con pochi M80. Io sarò uno degli ultimi a scendere, come ho detto, perché come dicono tu sei fedele all'arma con i carabinieri. Io scendo con te, per ultimo. Poi queste aeronautica che era guardato presidente
siamo italiana, è un museo, ok, però c'è, ecco, anche lì lasceremo il segno, no? Ovviamente questa informazione mi è stata data da Covante Mascioni e stiamo cercando di organizzare il giorno dell'ultimo volo di trasferimento sull'aeroporto di Malpensa, perché Volandia è adiacente all'aeroporto di Malpensa, una cerimonia particolare dove sto già preparando un modello con le marche dell'ultimo che gli affezionati della compagnia potessero partecipare anche a questo evento. Prendo la parola io per dire che il comandante ha detto una mezza verità quando parla del piacere di lavorare con Luca Granella, perché forse non cita le telefonate alle 11 di notte oppure telefonate a raffica, che mi serve quella foto, ho trovato questo, didascalia, quindi ovviamente scherzo, però... No, per farlo stare tranquilli, davo un po' di bulloni, l'eccezione della 1080 che ho regalato, i bulloni con cui ho fatto portachiavi, non so poi il resto l'ha fatto, però quel bullone della 1080 per lui è... Ecco, questa ecco tutta la verità, questa l'abbiamo raccontata perché questa è la verità, lavorare con Luca vuol dire questo. Però comandante, volevo chiederti di raccontarci un aneddoto, stiamo parlando di aeroplani, voi volate, noi no purtroppo, nel senso voliamo da passeggeri. Aneddoti, qui vedo tanta gente che di aneddoti ne avrebbe a tonnellate, mi vergogno quasi perché c'è molta gente. Vabbè, che ha passato possiamo chiedere a tutti, noi siamo curiosi di sapere tutti. Più dei miei 30 anni in Meridiana, diciamo, quindi... Ne potrei raccontare io uno come... Allora, c'è un aneddoto, una cosa che uno dei passeggeri un po' particolare che avevo a Milano quando io lavoravo appunto con Alisarda era l'ingegner Pirelli, il quale arrivava in aeroporto con una 500 sgrangaratissima. Mi ricordo che addirittura lui arrivava sempre all'ultimo momento, mi telefonava, per cortesia informi il comandante, bloccate l'aeroplano, cosa che ovviamente non si poteva fare, prepariamo la carta d'imbarco eccetera. Lui arrivava sempre trafelato, non l'accompagnava nessuno, quindi guidava di solito il venerdì con il primo volo del pomeriggio e tornavo la domenica sera o la mattina del lunedì. E un paio di volte era l'ultimo passeggero che accompagnavo dall'automobile fino alla scaletta dell'aeroplano, perché ovviamente lo stesso comandante mi sollecitava dicendo ma questo passeggero era qualche secondo, lui era ancora per strada a magari all'inizio di Viale Forlanini. Una volta arrivò con questa 500 e si aprì la portiera cadde per terra. A che dissi, ingegnere scusi ma io no non si preoccupi, la portiera la mette dietro, lei con la chiave quando sono partito mette la 500 al parcheggio. Dico grazie, buon viaggio. Comandante, io non mollo. Pensi si sta cavalando così. Io non mollo, voglio che ci racconti un aneddoto però. Aneddoto. Ce ne sono tanti, però adesso così, più che aneddoti, una cosa che mi ha dato molta soddisfazione qualche anno fa, e qui c'è Comandante Valmori che ha partecipato con me, quando sì, era triste portare gli M80 dagli Stati Uniti, però questi M80 Meridiana sulla verticale di New York, e poi abbiamo parlato con un controllore italiano che lavorava negli Stati Uniti, ha detto ma un M80 Meridiana, ma che ci fa sopra l'Arizona? Vaglielo spiegare, siccome era da poco avvenuta la fusione con Eurofly, adesso siamo diventati tutti amici, ma all'inizio non era così. Alla direzione operazioni volo diciamo che c'era una maggioranza di personaggi Eurofly che avevano diciamo un po' invaso Olbia e noi abbiamo tutti front-end. E quando avevo detto ce ne sono da portare 5-6 M80 in Arizona, tutti no, la
addirittura volevano mandarci a seguito un loro comandante di un coraggio che dice questi con l'80 da Olbia chissà dove vanno a fece. Abbiamo portato 6 in Arizona e uno nel deserto dove conservano gli aerei e li demoliscono. Fortunatamente su 6 mi sa che 2 o 3, uno è tornato a volare in Venezuela, solo 2 o 3 li hanno demoliti. E poi abbiamo parlato l'ultimo in Florida, che tra l'altro poi abbiamo scoperto che la società di leasing era quella di Burger King degli hamburger, che aveva degli 80, tra cui uno in leasing a Meridiana. E l'abbiamo portato in Florida, lì ci hanno anche chiesto di fare un basso passaggio sulla pista, perché appunto era l'ultimo 1080 loro in leasing anche, che andavano a demolire, quindi ci hanno chiesto questa cosa. Comunque ci siamo divertiti molto, ecco. C'è una foto, non so se poi c'è, con Pane Carasau perché a seguito L'ho messa. a seguito avevamo dei tecnici. C'era Barmina con voi? C'era Barmina e adesso aspetta, chi c'era? Barmina, Virginia, dai. sì, e Virginia, sì, a turno venivano uno l'altro, quindi c'era un tecnico e 3 piloti, 2 comandanti e un primo ufficiale. E io ero capitato bene perché in un volo c'era il primo ufficiale che era di Lula, Barmina che è di Orune mi sembra, So dove vuoi arrivare, l'ho capito. quindi avevamo un catering a bordo. Quando siamo arrivati nel primo scalo americano a Bangor nel Maine dall'Islanda abbiamo imboscato naturalmente tutte le vettovaglie varie. Anche perché in teoria i salumi non si possono No, portare. non si possono portare, però Barmina ha smontato mezzo aeroplano per infilare questa roba e nasconderla, che sa bene dove mettere le mani sulle medie 80, con lui eravamo tranquilli. E quindi siamo arrivati in Florida ancora con qualche bottiglia di Cannonau intera, porcetto, carciofi, e quindi gli abbiamo detto che su c'era ancora roba dalla Sardegna. Per 6 mesi, sono schizzati su sull'aereo, hanno chiuso la porta e poi hanno fatto gli sboccia. Quindi diciamo che la bandiera di colori meridiana, insomma, ho girato anche gli Stati Uniti con le medie 80, diciamo, si è fatto vedere anche da quelle parti. Sì, insomma, è stato bello, anche se appunto porti via degli aeroplani che non vedrai più qua. Però eravamo contenti, comunque 10 e medie 80 rimanevano comunque a Olbia e 7 sono ancora qui che volano. Purtroppo l'anno prossimo si ridurranno mi sa 4. Quindi... Sì, questo è un tema ricorrente, mi pare di capire per voi. Sì, ci spiace, no, perché certo, io praticamente 30 anni che volo solo, certo. Ho rinunciato 2 o 3 volte, me l'hanno proposto, ho rinunciato alle basi esterne. Infatti insomma, ecco, ho deciso di rimanere a Olbia sulla media 80 da 30 anni a questa parte. Non ho mai... Bene, invece volevo rivolgere delle domande al comandante Marcello, un contributo fattivo per lo sviluppo turistico e anche dell'economia del territorio, perché non dimentichiamoci che la connessione tra la Sardegna e il resto dell'Europa è un fattore decisivo, anche se forse qualcuno non l'ha ancora capito. Non parlo di Meridiano ovviamente, ma parlo di tutti gli scenari che si stanno presentando oggi della Sardegna, che purtroppo è sempre più isolata, ma oggi non parliamo di questo. Ma senza ombra di dubbio, avere in casa, sono Marcello Lombardo, ci conosciamo un sacco di colleghi qua con noi. Dicevo, avere una compagnia aerea chiaramente in un territorio come quello della Sardegna è un fiore all'occhiello, ci può dare al fatto che no, colgo l'occasione proprio perché mi piace anche evidenziare. E chiaramente il territorio cresce grazie al fatto che arrivano i turisti. La nostra chiaramente propensione verso il turismo è favorita dalla presenza per l'appunto della società meridiana, che ci porta chiaramente i passeggeri. È chiaro che in tutto questo contesto si può crescere chiaramente il numero dei voli, ma anche le presenze
fatto proprio un mio intervento recentemente parlando proprio dello sviluppo del territorio che ha dato fortemente anche lo sviluppo della comunità. Chiaramente intendo la Meridiana. E ritengo che per esempio la continuità territoriale possa essere il nostro obiettivo per riprenderla e per favorire, diciamo, e questo è importantissimo. Ecco, se questa può essere una platea dove possiamo lanciare un messaggio, io ritengo che la Meridiana possa assolutamente riassorbire quella continuità territoriale che in questo momento ci è stata privata nella città di Cagliari, però anche con un sistema di trasporti chiaramente dei 3 aeroporti, quindi un sistema sardo di trasporti dove nessuno si fa la concorrenza, ma assolutamente si convive, ma questo favorirebbe chiaramente anche l'aumento delle tratte e delle compagnie. Ma infatti mi permetto di dire che su quello che dice il comandante di fare un inciso che per anni si sia vissuto di concorrenza, di invidia, si sia fatto un po' il gioco di chi voleva isolare la Sardegna. Forse è il caso di capire che l'Unione può fare tanto per la Sardegna, la divisione non ci porta da nessuna parte. Appassionati un po' da giornalisti, da scrittori eccetera, ci piace vivere immaginando anche un po' la vostra attività, la vostra giornata, insomma. Allora, più che un aneddoto è stato citato prima, vorrei ricordare la figura, io ricordo tutti quanti, tutti i comandanti, tutti i colleghi, i piloti che sono transitati in questa azienda, che ci hanno lasciato per tanti motivi. E avete menzionato Luciano, mi piacerebbe parlare, ecco, di un evento che ho avuto con Luciano e con Luciano Ibatici, che ricordo benissimo. È una giornata di agosto, se non ricordo male, o di settembre, primi di settembre. Io ero copilota ancora ai tempi, Luciano era il comandante. Imbarchiamo, era un volo, un Olbia a Bologna, e imbarchiamo i passeggeri, poco più di un centinaio di passeggeri. Mi ricordo che c'era anche Fiorio, che me lo ricordo perché poi si presentò quando scesero i passeggeri. Tutto regolare, tutto bello, tutto funzionante, tutto a posto. Autorizzati, quindi entriamo in pista, autorizzata al decollo, decolliamo. L'MD-80, io ero, ribadisco, copilota, 1500 piedi fa la riduzione della spinta, cioè si riduce leggermente la spinta perché così il nostro manuale operativo ci recita. Alla riduzione, poco prima della riduzione della spinta, ancora me lo ricordo come se fosse ieri, come stavo per schiacciare un bottoncino che ci permetteva la riduzione della spinta, il motore di destra ci pianta. Quindi sentiamo questi 2 forti scossoni. Io ero un copilota, ripeto, e mi affidavo fedelmente al comandante Luciano Ibatici, e sento questi 2 scossoni, boom! E chiaramente con la spinta asimmetrica, se notate chiaramente l'MD-80 avendo i motori dietro, aveva questa spinta asimmetrica. 2 colpi laterali e notiamo subito che l'indicazione del motore di destra, chiaramente la potenza se ne va a 0 immediatamente. Luciano, una freddezza glaciale, questo me lo ricordo benissimo, professionista, bravissimo. In quell'occasione tante volte avevamo fatto chiaramente questa missione al simulatore, tante volte grazie ai colleghi sono stati presentati questi scenari e tante volte non li abbiamo risolti al simulatore chiaramente. Quella volta invece è stata una cosa reale. Io voglio solo ricordare Luciano che con questa sua freddezza glaciale mi disse: Marcello, metti in moto l'APU, che è un sistema chiaramente di alimentazione, in quel caso elettrica, che ci permetteva. Io avevo già fatto tutto, perché neanche 20 secondi avevamo identificato subito la procedura e avevo subito fatto quello che doveva essere fatto. E mi disse con quella sua voce roca: chiedi l'autorizzazione e digli che stiamo girando e stiamo rientrando a casa. Ecco, voglio solo ricordare la figura di Luciano. Io mi permetto di raccontare anch'io un piccolo aneddoto, mi è venuto in mente adesso dal racconto del
comandante Lombardi, quando feci il primo volo in cockpit con Meridiana, era il mio primo volo in cockpit. Io ho scritto per tanti anni per JP4, il Ministero dell'Aeronautica, facevo il corrispondente della Sardegna e feci il mio primo volo, ma non conoscevo esattamente tutte le procedure e quindi le varie checklist. Quindi sentire tra il primo e il secondo pilota che si dicevano: comandante, allora nel caso piantasse il motore, ci facciamo un sottovento, ci ripresentiamo per 24, che sono diventata 25, 23, chiedo scusa, 23, e nel caso piantasse il motore, chiudesse l'aeroporto, poi si gira da me che nel frattempo ovviamente ero sbiancato, ho detto no guardi, sono le procedure, a quel punto hanno fatto anche la rianimazione perché siamo al sicuro che fa tutto bene. Ecco, questa è una cosa carina perché sono tutte le cose che si svolgono all'interno di un cockpit che una persona, un comune mortale non può vivere, e vi assicuro che da appassionato, da non pilota, è veramente un mondo magico. Continuo comunque invece con Luca per così questa chiacchierata con l'autore, per chiedergli se il progetto con Meridiana, quello che è stato portato a termine adesso, è l'inizio di un percorso o se c'è qualche cos'altro in pentola? Come ha già ricordato Max, il comandante Mascioni, parlando prima con alcuni di voi, ho espresso la volontà per Natale, per le festività natalizie, di far uscire questo libro fotografico sì, quindi preparati. No, a parte tutto l'idea è nata da Giancarlo Trevisa, un caro amico che oggi saluto, è in ospedale, quindi un applauso per Giancarlo. L'idea è nata da me, da Giancarlo e dal comandante Mascioni. Ci piacerebbe uscire per Natale per il semplice motivo che io devo anche rendere conto a un editore e mi dice, visto che sarà un libro non proprio come prezzo abbordabilissimo, capiamo attorno a una quarantina di euro grosso modo, perché useremo una carta particolare, per le festività natalizie può essere una buona idea per un regalo. E dal punto di vista mio di appassionato mi permetto di dire che adesso è arrivata la Qatar, quindi benissimo, vedremo cosa succede. Però è bene che chiunque si sieda nella stanza dei bottoni si ricordi di un passato importante. Mi piacerebbe che questo libro potesse andare in mano a chi fine anno, credo, mi hai detto più o meno verso gennaio, se arriverà qualcuno. Sì, la Qatar arriva prima del tuo libro, penso, perché dicembre è dopodomani. No, come dicevo prima, stasera anzi volevamo raccogliere, quello che era importante era raccogliere da tutti i colleghi presenti numeri di telefono o mail o qualcosa, perché la difficoltà per questo libro è stata rintracciare le foto, perché ognuno a casa magari 10, anche solo 5 foto che risalgono a 20 anni fa, 30 anni fa o quello che ci possono servire. Quindi la difficoltà sta nel fatto, come ho detto, che c'è un archivio enorme che sarebbe veramente una miniera d'oro per noi, dove però non c'è, l'accesso è blindato per ora. Quindi adesso Luca dice dicembre, io non lo so, forse 2017, vediamo se ce la facciamo. Però ecco, è importante avere da qui chi è presente stasera e poi spargere la voce, perché se riuscissimo ad avere indirizzi e numeri di telefono sarebbe più facile dire hai 2 foto da darci, 3 foto da darci, 4 foto e poi da lì se ne sceglie una, perché ci piacerebbe proprio, a me il mio sogno è fare proprio una carrellata fotografica, dalle foto fatte in ufficio, chi stava in ufficio, in hangar di chi stava in hangar, a bordo di chi stava a bordo, fare proprio così il libro è importante, però le foto, se va il libro fotografico, rimane impresso quello che è stata la nostra compagnia, la vita che abbiamo, perché bene o male qui c'è gente che ci ha passato qualche decennio, ecco, e quindi è un altro segno che rimane, tutto lì. Quindi adesso io non so come possiamo fare, ci eravamo ripromessi di far girare mio figlio con un block notice a prendere un po' di indirizzi, giusto perché poi anche se ne abbiamo 30, 40, poi
ognuno di noi conosce altri colleghi con cui magari è rimasto in contatto dopo la pensione, e quindi si riesce poi a raccogliere un po' di foto. Che purtroppo quell'archivio io l'ho intravisto, è un sogno, però è lì blindato e Ma di chi è chiuso. questo archivio? Della famiglia di Salvo. Io ho parlato col figlio, il figlio mi ha detto: guarda comandante, mio padre ha fatto migliaia di foto, non solo a Meridiana, Costa Smeralda, c'era Sarda, c'era una montagna, mi ha detto guarda, lei solo di Meridiana ci riempie l'Angara, dei tavoloni pieni, quindi lui mi ha detto io da solo che posso fare, cioè probabilmente poi sono tutti negativi, non è che vai come adesso al computer e te le guardi, sono rullini e rullini, tonnellate di rullini, ma io ho intravisto addirittura cene sociali di Alisarda, qui c'è tuo marito presente. Ho intravisto lui da giovane con Trivi, cioè quando erano appena arrivati, io penso, era in un ristorante, erano 20 persone, 20, penso fosse una cena sociale tra dipendenti a Risarda, ma ci stavano tutti in un tavolo, quindi tra piloti, tecnici e personale di terra, quindi ho intravisto queste foto in un ristorante che non so dove fosse qui, una foto probabilmente degli anni 70 o fine anni 60, adesso non lo so. La famiglia Altomare potrebbe i figli forse. Allora devo sentire il figlio quello che abita qui a Olbia, il figlio che è pilota in Alitalia. Cristina Altomare, la moglie deve sentire. Anche. Sì, perché purtroppo l'altro archivio è così, cioè io non lo so che fine farà. Purtroppo andrà perso perché i figli non se ne occupano. No, lui mi ha fatto capire che non ne hanno il tempo, la possibilità, non lo so. È un peccato. È un peccato perché... storia di Olbia. Perché era l'unico fotografo che c'era all'epoca. Sì, perché faceva proprio di tutto, scherzando dal matrimonio al funerale, alla festa in Costa Smeralda, tutto, copriva tutto, quindi... Volevo precisare però ciò che ha detto il comandante prima, dice dovrebbe uscire, vediamo in dicembre, bisogna chiedere a Luca quando uscirà, perché il giorno cascasse la terra il libro lo troverete in libreria. Quindi... No, allora, sicuramente farò il possibile per arrivare a Natale col libro pubblicato. Giustamente il comandante Mascioni ha sottolineato l'amore di lavoro che c'è da fare. Io ho la grande fortuna di avere ad Alba da me dei carissimi amici che sono fotografi professionisti che praticamente lavorano quasi solo per me, quindi io appena ho il materiale, loro nell'arco di una settimana, anche se sono 700 foto, loro in una settimana me le migliorano, le aggiustano con i vari programmi. Noi nell'arco di un mese da quando ho le foto abbiamo il file pronto per la stampa, quindi diciamo che non sono da solo, adesso sembra che faccia le cose da solo, ma in realtà mi dovrete scusare dopo i ringraziamenti, però veramente se sono qua oggi devo dire grazie a tantissime persone. L'importante sarà reperire e portare in digitale le foto. Una volta che sono in digitale, io l'editore già preallertato, ci sono tre persone che lavoreranno solo per questo libro. Quindi una volta che abbiamo il materiale lo porterò all'editore a Roma, nell'arco di 2 settimane abbiamo il libro pronto ad andare in stampa. Quindi diciamo che se da dopodomani mi ci metto lì dovremmo farcela. Poi l'archivio di Salvo vediamo, sarà difficile, però conto su tutti voi e soprattutto l'ingegner Trevisan, io sono stato già a casa sua, ha dei bauli di foto. E tante di queste Giancarlo mi ha detto guarda che io di Salvo in pista non l'ho mai visto, quindi tu mi dici che sono sue, ma ti posso garantire che tante non sono sue, perché con la signora Antonietta siamo conosciuti su Facebook, io sono venuto a sapere che il marito ha scattato una foto meravigliosa di un Fokker F27 con appena finito un temporale in una pozzanghera, sembrava l'archivio di Salvo in origine, quindi ci sono tante foto che in realtà credo si possano ma tutte teoricamente potremmo usare, perché l'editoria è da 20 anni un giorno dallo scatto della foto, chiunque faccia causa deve documentare, sono tutte cartacee, pellicole, non c'è più nulla, quindi sfido chiunque.
Noi non facciamo torti a nessuno, ma credo che il materiale tra tutti noi non credo che potrà mancare assolutamente. Sì, dal fondo c'è De Paolo che sta compilando, abbiamo con quel block notice giusto avere nome e cognome, un indirizzo o un telefono. Ciao Roberto, ecco Ferrilli là in fondo. Ti abbiamo nominato. Dunque, io volevo riprendere la chiacchierata con Luca, coinvolgendo in una sorta di gioco, perché già abbiamo iniziato prima, siccome tu parli della tua compagnia, fossi tu la di Meridiana. L'ufficio stampa non me ne vorrà. No, ma infatti stiamo giocando, non stiamo dando né nuove né abbiamo il potere decisionale, ma in un gioco, come vedi il futuro della compagnia anche con l'ingresso della Qatar? Non nego che nelle mie serate di stanca alle 4:30 del mattino in aeroporto seduto a scrivere. Esatto, questo libro è stato scritto in 6 mesi, tutte le notti dall'1 fino alle 6, 6 e mezza, quindi diciamo che da oggi cominciano le vacanze per me. Sì, dovessi essere io la D, sicuramente orienterei l'azienda verso un modello low cost, che potrà sembrare azzardata come ipotesi, però come ho già affermato più volte, non è che noi non siamo, perché l'Italia non ha una compagnia tipo Ryanair, più educata ovviamente, quindi credo che cercare di imitare un pochino il modello di compagnie americane tipo Southwest, JetBlue, Frontier possa essere un po' la cura per cercare di riconquistare un mercato importante. I sardi, nel momento in cui ci dovesse essere di nuovo una compagnia competitiva come tariffe, come orari e soprattutto come numero di tratte servite, i sardi voleranno tutti Meridiana. Quindi credo che il modello low cost dovrà essere perseguito con la collaborazione dei nostri meravigliosi governanti a Roma, che la devono smettere di tartassare noi cittadini, soprattutto le compagnie aeree, perché se andiamo a vedere i prezzi che fa Ryanair al di là degli aiuti, e non voglio entrare in merito, non è questa la sede, c'è una tassazione veramente ridicola nei paesi in cui hanno, diciamo, la ragione sociale, quindi un modello che è improntato sul low cost e soprattutto che una volta per tutte valorizzi le risorse umane. Ricordo un caro amico, un ex comandante Erwan, mi disse: ricordati che per un comandante, che può essere di un aeroplano o di un'azienda, il più grande valore sono i comandati, cioè il proprio equipaggio, i propri dipendenti, e qua non avete già capito dove andrei a parare. Quindi cercare di rispettare il lavoro delle persone che rendono grande una compagnia, cercando di creare aggregazioni e condizioni di lavoro che siano sostenibili, perché se ai dipendenti chiedi sacrifici e il dipendente è gratificato e rispettato, il dipendente lo fa perché ci mangia il suo posto di lavoro, un pezzo della sua vita l'azienda. Mi è capitato un paio di settimane fa di vedere su un canale Sky un documentario dove l'amministratore delegato della Frontier, che è una low cost americana, si è calato nei panni di un inserviente e ha frequentato i propri dipendenti, ovviamente camuffato, per circa un mese. Appena è tornato al suo ruolo di amministratore delegato, ha non solo elogiato i propri dipendenti, ma ha premiato e ha rimediato un errore fatto dalla vecchia dirigenza, dove ha chiesto di trattenere una parte dagli stipendi dei dipendenti per un paio di anni per risanare l'azienda. L'azienda adesso va a gonfie vele, ma i dipendenti non hanno mai avuto indietro i soldi. Dopo questa esperienza, nel giro di 20 giorni tutti i dipendenti hanno avuto indietro i soldi con un premio, e tutti vuol dire dal call center al meccanico al comandante, a tutti. Non siamo meno generosi noi italiani, non siamo incapaci come a volte ci fanno passare, quindi credo che sia assurdo che l'Italia non possa avere una compagnia competitiva sul mercato, e mi auguro che questa possa essere Meridiana. Luca, volevo chiedere 2 brevissimi spunti su ciò che hai detto. Parlavi dei politici a Roma, di cui non voglio parlare ovviamente, poco lungimiranti. Mi viene da fare la battuta: meno male che quelli sardi lo sono ancora meno. Ok, detto questo, un'altra battuta che mi
mi premeva fare era il fatto che sì, ok, sono fondamentali gli equipaggi comandanti, ma tutto ciò che ruota attorno a una compagnia dal settore manutentivo, perché vedere lavorare quella squadra di persone che fa volare gli aerei non è roba da gioco, cioè non è roba da poco, non sono scherzi, cioè qua allora si sono toccati dei livelli di professionalità che forse le persone, magari la persona media, il sardo medio non lo sa, ma qua siamo a livelli stratosferici. Ecco, questo è da sottolineare perché Meridiana è stato e deve essere anche questo. Prego, comandante. Sì, infatti dietro una compagnia aerea, perché il passeggero vede l'aereo, i piloti si li vede o non li vede, gli assistenti volo al check-in, punto. Però dietro chiaramente c'è tutta una struttura che spesso, quando parlo con persone non dell'ambiente, ma del mestiere, si stupiscono quando racconto cosa c'è dietro quell'aereo che vola. Ecco, questo è importante perché il passeggero vede solo l'aereo tutto già pronto e finito per volare, però dietro ci sono decine e decine di dipendenti che ognuno per il proprio compito fa volare questo aeroplano. Il detto chiaramente, purtroppo è un detto negativo, dice quando il peso della carta è pari a quello dell'aereo, l'aereo può volare, però è ancora così perché sia le autorità aeronautiche, tutto il resto, però ti rendi conto che è un ambiente così perché deve essere così, perché chi si è avvicinato ad altri ambienti lavorativi dei trasporti mi dice c'è ancora un abisso tra l'ambiente aeronautico e quello che sono gli altri ambienti, senza offesa all'ambiente nautico piuttosto che a quello dei trasporti su terra, treni eccetera. E il modo di lavorare, di affrontare un problema da parte di un tecnico che mette la mano sull'aereo è veramente anni luce lontano da quello che è nella nave. Un amico che lavorava in hangar a Olbia, adesso collabora con un cantiere nautico, mi ha detto arrivano barche da milioni di euro, quando apri certi impianti elettrici o altro ti metti come dici, si fa un lavoro così su un aeroplano, il giorno dopo sei fuori tu ed è fermo l'aeroplano. Quindi ecco, dietro io me ne sono reso conto perché ho toccato con mano per esperienze mie personali, quando ho avuto delle avarie, qui c'è il comandante del PAU e mi ricordo che capitò a lui, non mi ricordo se in Algeria o non so dove, in un aeroporto sperduto, un mezzo per il carico bagagli sfondò una paratia esterna dell'80, le medie 80, aereo fermo, quindi io andai a soccorrerlo con un aereo da Olbia, lui tornò con l'aereo buono con i passeggeri, io rimasi col primo ufficiale ad aspettare i lavori e portai 5 tecnici nostri giù. E devo dire che c'era mezzo aeroporto seduto sul piazzale attorno a questi tecnici per vederli lavorare, perché sono partiti da Olbia con un pannello di alluminio e hanno sostituito lì sul posto il pezzo di lamiera, diciamo, della pelle dell'aeromobile, lì sul posto, sul piazzale. Quindi c'erano almeno 40 persone sedute tutte attorno che guardavano questi extraterrestri che con un pezzo di alluminio, dei forbicioni, che io mi ero sconvolto, ma tagliavano l'alluminio col forbicione, lo sagomavano, rivettato, e siamo ripartiti per Olbia con questa pezza. Io chiamavo pezza e mi hanno detto no, questa pezza può andare avanti tranquillamente dei mesi perché la casa così prevede così. Però in mezzo al deserto da un pezzo di alluminio aeronautico hanno riparato la fusoliera dell'aeroplano, e lì io mi sono reso conto da pilota ignorante in materia, nel senso che non ero mai andato dentro l'hangar a vedere realmente che si fa. Male. E qui è male, io dico, anche qui quando sono entrato a 25 anni in compagnia, nessuno mi ha portato a fare un giro dentro l'hangar, cioè tu fai il tuo, il tecnico fa il suo, il pilota fa il suo, però solo quando ci vivi l'esperienza ti rendi conto che professionalità ci sono. Ecco, quindi comandante, anche quando si parla ad esempio, poi chiudo questa parentesi, io ho visto un check C dentro l'hangar dove praticamente l'aereo viene completamente sventrato, cioè non resta praticamente nulla ciò che c'è dentro per i controlli, ecco, questo ovviamente è ciò che prevedono le leggi, e tutto questo si fa ad Olbia, quindi penso che un applauso a tutta la squadra dei tecnici. Sì, oggigiorno, io parlavo di low cost, oggigiorno più della metà delle compagnie, io dico, fa manutenzione sotto le stelle. Noi qui abbiamo Olbia 2 hangar,
con dei professionisti dentro che qualcuno anni fa paventare di chiudere gli hangar non servivano a niente. Dico, qui hai formato gente per anni, ci sono dei professionisti ad alto livello, hai 2 hangar che in Italia, giusto all'Italia, in Meridiana, il resto o lo mandano presso strutture terze all'estero a fare manutenzione, oppure proprio sotto le stelle dove capita, quindi è una professionalità che non va assolutamente buttata. Dunque, stiamo per avviare la conclusione, ma mi interessava chiedere a Luca, in un momento particolare della compagnia, anche se poi mi viene da dire che nelle grandi storie ci sono periodi di alterne fortune, come mai hai deciso di far uscire il tuo libro proprio in questo momento? Che messaggio vuoi dare ai lettori? Qual era diciamo così, lo scopo, oltre a quello di raccontare la storia di Meridiana? Il messaggio è quello che nonostante le ultime vicissitudini Meridiana è un'azienda ancora viva che deve andare avanti, deve essere rilanciata, e credo che con le ultime notizie, diciamo che era mesi che purtroppo si paventava quello che poi è successo, io con il libro ho voluto ribadire l'importanza e il blasone di una favola, definire la storia riduttivo, di una favola meravigliosa come quella di Meridiana. Quindi questo momento è stato proprio voluto inizialmente come, diciamo, scelta per far uscire il libro come editore. Ok, 3 libri scritti in pochissimo tempo, il tuo progetto futuro? Perché tanto ne avrai uno, almeno uno. Dal punto di vista tecnico uscirà credo entro febbraio una monografia dedicata al Boeing 737, ma copertina non ve la dico neanche, tanto la sapete già. Ma secondo me Meridiana. Sicuramente, e poi primariamente dedicarmi al libro fotografico, come detto poc'anzi. Ok, adesso invece ti voglio fare una domanda, però ti prego di essere molto sintetico, una domanda che coinvolge molto un appassionato, però una domanda che non ti aspetti. In poche parole, descrivimi un decollo di un MD-82. Ho detto sintetico però. Ne ho visti tantissimi, è una poesia indescrivibile. Io non nego, ogni tanto tra una riga e l'altra tolgo la schermata del libro e magari guardo un video delle medie 80, mi riposo 3-4 minuti e ricomincio a scrivere, quindi è sicuramente un ricordo di infanzia, ma io lo vedo da appassionato, qui di decolli ne abbiamo in questa sala. No, lui mi chiama, dove sei? Io sono a Bologna, Luca, sto imbarcando, ti richiamo, dimmi solo su che aereo sei, ecco Vittor, ecco Vittor, basta. Lui è contento così. Io vi dico che prima di di essere qua con voi, come mia tappa obbligata, c'è la testata pista, dove praticamente ci sono le impronte delle mie mani nella rete, a fianco a quelle di Luca, dove ci attacchiamo per vedere gli aeroplani in decollo con le sgasate di kerosene, che fanno bene ai polmoni, vengono consigliate dai pneumologi. E so che ci tieni comunque a presentare una persona speciale per te, più che un amico, cioè uno che lo stesso quando dice di fare una cosa la fa, anche perché l'ha fatta, ed è davanti a tutti noi ed è uno spettacolo. Un carissimo amico, una persona che ho conosciuto più di 10 anni fa, e ci lega al di là della passione per tutto ciò che vola, Giuseppe Scalise, che mi segue, un applauso a Giuseppe, mi segue in tutte le mie avventure, e la cosa che più ci lega al di là, ribadisco, della passione, che è una persona eccezionale. Io so che su Beppe potrò a livello umano sempre contare, per questo lo ringrazio molto per questo. L'aeroporto verrà esposto nel terminal di Olbia. Adesso ho parlato col dottor Pippo Bello, vedremo un attimino dove posizionarlo, quindi credo che nei prossimi mesi chi vorrà ammirarlo nella sua interezza, a parte oggi, potrà recarsi nel lato arrivi e troverà una teca con il plastico di Giuseppe, che adesso interviene. Grazie a tutti. Penso che in questa parola può essere incluso tutto. Un piccolo scoop della mia vita aeromodellistica. Io sono un fermomodellista in realtà, io facevo plastici ferroviari. Un giorno mi sono innamorato di questi aeroplanini, così, perché come potete vedere alla fine se fai qualcosa che metti su un pezzo di tavola sembrano veri.
Io ho cominciato nel 2000 con la nascita di Malpensa, creando un aeroporto mio dedicato a me stesso, un aeroporto che qui presente Massimo Dominelli ha definito il mio aeroporto ideale, cioè un aeroporto di 8 metri per 4, 32 metri quadrati in scala 1,500. Fate conto di vedere questo che è 1,20 m per 1,20 m, immaginate una 8 metri per 4 metri. Ci sono circa 8.000 LED che si illuminano, tutti determinanti alla loro funzione, anche perché in tutti questi anni ho fatto mostre un po' in tutta Italia, Reggio Calabria compreso, dove c'è la mia città, e grazie a tutti i comandanti che comunque hanno visto il plastico e ho avuto elogi che non vi dico, insomma, cioè, a questo punto veramente i conti in banca non me ne frega niente, cioè, tutti gli elogi che ho avuto mi sono già arricchito, ma perché quando un bello viene da una persona competente. E senza entrare in merito al discorso dell'aeronautica, io quando ho cominciato negli anni 2000 a far parte di un club che si chiama Clipper, Associazione Amici dell'Aviazione, che è a sede a Ferno, di cui ne ha conoscenza Luca, Massimo Dominelli addirittura è stato vicepresidente, e lì ho capito veramente cosa vuol dire volare. Veramente ho capito cosa vuol dire volare, perché quando si conoscono determinate tecnologie di un aereo, uno non ha più paura di salirci sopra, cioè la verità è questa. Non voglio andare oltre perché sarebbero tante le cose, perché ne hanno appena detto, è un mondo tutto a sé, non c'entra niente col mondo reale, il volare, il far volare qualcosa, è una cosa veramente impressionante, finché uno non c'è dentro non lo può sapere. Chi può, io le consiglio di andare perché veramente è una cosa che apre gli occhi, apre tutto, cioè ti fa vedere il mondo in una fase diversa di quello che lo vede una persona incompetente di queste cose. Comunque vi voglio ringraziare tutti, credo che ai vostri occhi la mia opera sia una cosa abbastanza bella, cioè c'è sempre qualcosa da fare. Comunque io ogni volta cerco di migliorarmi, perché alla fine io vi faccio vedere una cosa che, come vi dicevo, non è facile da vedersi, cioè da immaginarsi, però alla fine insomma vi fuori così e io sono contento. Comunque vi ringrazio tutti, è stato un piacere e spero di rivedervi presto. Un attimo vi voglio passare Massimo, che Massimo ha una dialettica meglio della mia a livello professionale. Io volevo aggiungere questo per l'amico Pino che chiamiamo Joe. In realtà lo chiamiamo Joe, per tutti noi malati di aeroplanite e di aeroportite, che sono delle malattie fantastiche, incredibili, quelli che ce l'hanno secondo me sono molto fortunati. Tra noi, diciamo, malati, Joe è chiamato il re degli aeroporti in miniatura, e lo è veramente, non solo a livello nazionale, che sicuramente non ha concorrenti, Mister Scalise, per cui già all'estero i suoi aeroporti hanno varcato la soglia del nostro paese. Non dimentichiamo che Joe ha fatto anche un plastico, l'unico plastico al mondo dell'aeroporto di Tortoni esistente oggi, e questo è un merito che lo rende fantastico per tutti noi, e veramente la corona di se la merita. Io mi permetto di nuovo un minuto prima di affidare la parola per le conclusioni all'autore, per raccontare lo stesso 5 secondi di un episodio che mi è successo con Claudio Miorelli quando lo intervistai, adesso mi ricordo se una quindicina, una ventina di anni fa. Dopo l'intervista Miorelli, che era una persona fantastica, schietta, mi disse: senta, mi può lasciare la sua mail? Quando conobbe la mia mail, io faccio di cognome, e da circa 20 anni la mia mail è Alisardu. Lui mi disse: senta, guardi che lei ci dovrebbe pagare delle royalty perché lei impoggia accoppiato questo nome. Come vedete, questo è un altro aneddoto che mi lega anche a me un pochino alla compagnia Meridiana. Io vi ringrazio, e però passo la parola a Luca per i ringraziamenti. Allora, vi rubo ancora qualche minuto. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che hanno collaborato con me in questa bella avventura.
in primis il Comune di Olbia, nelle persone dei sindaci Gianni Giovannelli, Settimonizzi, gli assessori Marco Ballata e Sabrina Serra, il direttore della biblioteca comunale, il dottor Marco Rocchi, e tutto il suo staff per la meravigliosa accoglienza ed ospitalità. Biblioteche come quella di Olbia, veramente, io essendo un appassionato della lettura ne ho viste tantissime, qua avete veramente una struttura eccezionale, in Italia ne ho viste veramente poche a questo livello. Ringrazio Tiziana, senza la quale naturalmente la mia vita non sarebbe la stessa, senza di me la sua sì, perché non dovrebbe sopportare aerei, aeroporti e cose varie. La ringrazio per starmi accanto, per sopportarmi e darmi un importante appoggio ogni giorno. Tutto il mio club non può essere qua tra noi. Una persona a cui sono molto legato è il comandante Volo, come già detto, perché è grazie a lui che ho potuto conoscere persone meravigliose che sono poi diventate carissimi amici. Senza Roberto forse oggi non saremmo tutti qua per questa rimpatriata dopo tanto tempo. Passiamo ai miei compagni di viaggio, cari amici, insuperabili comandanti, Massimiliano Mascioni, Marcello Lombardo, Alberto Zamboni, che non è tra noi oggi, Roberto Bollero, Falzano, comandanti Piras, Valmori, Colomban, comandante Fienda, tutte persone meravigliose che mi hanno regalato emozioni, non lo dico, lo posso dire. Comunque qualche volta sono assistito a qualche fase del volo in cockpit e per questo li ringrazio, perché è stata veramente una grandissima emozione. Tutti i comandanti, i primi ufficiali e i tecnici che mi hanno permesso di portare a termine questo volume. Ci tengo molto a ringraziare il dottor Trivellin della sua presenza quest'oggi, il dottor Marco Di Giulio, che tutti conosciamo, e un grazie di cuore anche all'ingegnere Enrico Pireddu, che tutti i comandanti conoscono, un caro amico che mi ha dato una mano per quanto riguarda tecnica. Ultimamente ho conosciuto una persona splendida che mi ha insegnato molto sulle compagnie, parlo del dottor Luigi Vallero, un caro amico. Grazie Luigi per avermi dedicato il tuo tempo, grazie per tutto. Un amico che oserei definire anche di più, un amico, il dottor Gabriele Sardu, per la competenza espressa e l'impegno messo a servizio di tutti i miei lavori, dando spazio in anteprima a questo volume sulla rivista da lui diretta Sardegna Immaginaria, che potete trovare in edicola unitamente all'Unione Sarda. Tutti i fotografi che mi hanno permesso di terminare la galleria fotografica: Tiziana Spina, Ugo Marengo, Marco Finelli, Mauro Mendula, Donato Bonelli, Lucio Alfieri, Alessandro Iacobone, Gianfranco Cuscetto, Gianluca Onnis e Andrea Casula. Grazie veramente di cuore a tutti, alcuni di loro sono qua tra di noi, Marco Finelli e Mauro Mendula. E infine un tributo al mio editore che riesce a portare su carta tutte le mie idee. In chiusura ultimissima, tutti i media che hanno collaborato, hanno creduto al progetto di questo libro, le riviste JP4, il magazine online Olbianova e l'emittente Videolina. La ringrazio di cuore la libreria Feltrinelli dell'aeroporto di Olbia, nella persona del direttore Paolo Pinna, per aver distribuito in esclusiva il volume che potrete trovare appunto presso la libreria in aeroporto. Oggi ce ne sono comunque ancora un po' di copie a disposizione. Grazie a tutti voi di cuore per avermi regalato questo pomeriggio e spero di rincontrarvi al più presto. Prima di concludere, se possibile, abbiamo la possibilità di fare degli interventi e delle domande, quindi prima di concludere cedo la parola. Assistente di volo di Meridiana da 30 anni ormai.
è licenziato, la nota dolente. Volevo soltanto fare una piccola integrazione. Ho apprezzato molto questa presentazione, leggere il libro. Penso che sia un importante documento che raccoglie un patrimonio storico del scenario e fa un po' a tutti gli altri. Soprattutto in una fase come questa, in una fase in cui chi subentrerà alla guida di Meridiana non conosce Meridiana se non per averne letto i bilanci e i freddi numeri che hanno indotto la nuova compagine ai punti Meridiana. È necessario che la Meridiana con questo strumento straordinario possa capire che Meridiana non è un'azienda ma è un mito. Meridiana viene raccontata in questo libro come una compagnia storica e si narra in questo libro dell'epopea di un mito del trasporto aereo. Io la paragono al mito Panama, al mito TVA, forse perché sono di parte, penso che questo libro in questa fase, se entra nelle mani giuste, potrà far capire che dentro questa azienda e purtroppo anche fuori c'è un capitale umano attaccatissimo all'impresa, un capitale umano che purtroppo è stato in parte disperso negli ultimi mesi, tecnici straordinari pari a quelli della NASA, piloti incredibili con decine di migliaia di ore di volo che hanno volato in un'azienda che conosciamo tutti come tra le migliori in assoluto al mondo, assistenti di volo, categoria della quale faccio parte, tra i più professionali in assoluto del mercato, chi ora armato negli anni 60, 70, 80, 90 con quelle competenze, chi oggi invece nelle low cost in maniera raccogliticcia viene in qualche modo messa a bordo a prezzi competitivi. Voglio dire questo, Meridiana riesce a mettere insieme le due cose, competenze straordinarie di piloti, assistenti di volo, tecnici impiegati qualificatissimi e prezzi bassi, perché oggi Meridiana è già una low cost, vendiamo la New York a 199 euro andata e ritorno, il che significa che Meridiana è già una low cost. Per chi visita il sito Meridiana vede che si vende Santorini e Mykonos, ma in piena stagione ad agosto, non adesso, a 30, 40 e 50 euro. Meridiana è già una low cost, con in più che ha le competenze, le capacità, le professionali di una high cost. Concludo perché non vi voglio annoiare. Non è stata sufficientemente, secondo me, sottolineata, non nel libro perché non era quello il suo target, il dolore che Meridiana ha vissuto in questi giorni. Il 27 di giugno sono stati gli ultimi 300 di circa 1000 lavoratori che in un modo o nell'altro, con dimissioni volontarie, ma non erano dimissioni volontarie, erano accettazione di una mobilità che altrimenti sarebbe venuta qualche ora dopo con qualche soldo in meno. Per un'ambizione mia personale è quella di farne rientrare nel perimetro aziendale il maggior numero possibile subito dopo che il nuovo investitore avrà fatto quello che spero che faccia, ossia faccia ripartire Meridiana e ridoni a Meridiana un futuro degno. A me non resta che ringraziare tutti voi per aver dedicato del tempo a noi. Quest'ultimo intervento lo voglio tradurre sottolineando due parole importanti di chi ha sofferto il licenziamento e che continua a dire la mia compagnia, perché questo, per chi ha vissuto, chi vive Meridiana, è lo spirito della compagnia. A voi tutti una buona serata.